Appena successo il fatto, ecco, il giorno dopo, all'interno della vostra comunità, ecco, quali erano le considerazioni? Adesso che è successo questo fatto in questo nord-est che insomma punta sempre il dito contro il diverso, sarà ancora più difficile andare avanti? Direi sì e no, perché diciamo, parto dalla mia propria esperienza, a dire la verità, quando rispetto gli altri, faccio i fatti miei e seguo le regole di questo paese, non ho mai avuto problemi. Allora a questo punto, anche quando puntano il dito verso tanta gente, verso tanta delinquenza, tante volte magari parli con gente e dicono, parlano il marocchino, questo, il delinquente, ma dicono no, no, non sto parlando di te, perché dipende da noi anche. Se noi ci comportiamo come si deve, non avremo questi problemi, questo puntare il dito, diciamo che siamo sempre mirati. Penso che non è vero al 100%, qualche pregiudizio c'è sempre, però quando uno si comporta male raccoglie il frutto. Rosello, da un punto di vista così politico, sì, c'è stata qualche uscita forte, però forse proprio perché, come diceva l'avvocato De Rossi, insomma, la politica sta cercando anche di maturare anche da un punto di vista delle esternazioni, non è che ci siano state prese di posizioni molto molto forti. No, devo dire di no, forse, e questo è un bene, io innanzitutto volevo sottolineare la grande compostezza Della famiglia. la famiglia straordinaria che viveva vicina a questa coppia italiana e marocchina e che ha avuto fin dal primo momento dei sentimenti di grandissimo straordinari, un grandissimo equilibrio proprio anche nei giudizi dati su Fad e quello che è probabilmente, anzi pare proprio così, insomma, l'assassino. Quindi questo è da sottolineare. La politica, devo dire, non ha premuto l'acceleratore questa volta, parte qualche esternazione e questo è un grandissimo bene in una regione come il Veneto, dove ci sono tantissimi stranieri, sono oltre 450.000, quindi il 10% della popolazione, le coppie miste sono parecchie, c'è una percentuale, mi pare, i figli nati da coppie miste sono il 4%, quindi c'è una realtà, un fenomeno di grande apertura e di grande, tra virgolette, contaminazione, no?